Ma così per sparigliare un po' le carte, cominciamo con un progetto che invece si ispira a situazioni un po' diverse. Vito, hai presente, che ne so, il Massimo Volume certo, erano quelli della nostra epoca, poi adesso vanno più gli Oflaga Disco Pax, che anche loro, ecco, abbiamo in qualche modo, sono tre i loro riferimenti. Adesso loro mi diranno ma no, non è vero, perché questa sera al salotto per la prima volta abbiamo Casa Caos. Grazie. Benvenuti a Casa Caos. Io ho qui, diciamo, la vostra, è appena uscito questo, il vostro album da un paio di settimane. Il 23 marzo precisamente, 23 marzo. 2 settimane fa, stiamo parlando quasi un mese. Quasi un mese, vabbè dai, io facevo, questa però è la prima volta. Sì, la prima volta, hai sentito così il disco, la prima volta, perché la prima volta è sempre, diciamo, la volta più emozionante, dove cioè non sai cosa ti capita, no? Quindi ci siamo voluti vi siete sbilanciare. Guarda, avete scelto, come dire, un genere comunque particolare, perché voi in qualche modo unite, diciamo, la letteratura alla musica, no? La poesia sì. Alla musica. Quindi ho detto bene, diciamo, citando sia gli Oflaga Disco Pax assolutamente, che diciamo sono i due gruppi di riferimento, diciamo così. I vostri due gruppi di riferimento, e stasera quindi ci presentate quello che è il vostro ultimo lavoro, appunto la prima volta. Con che cosa cominciamo? Iniziamo con Le tue parole. Le tue parole. Cioè che sono le nostre. Che sono poi le vostre, chiaro, che poi sono le vostre. Parole. E adesso cercherò di non fare i miei fischi, però diciamo, del resto il vostro nome accetta un po' di casino, perché ce li abbiamo qui per la prima volta al salotto. Casa Caos, Le tue parole. Grazie. Prenderti e camminare finché non mi reggono le gambe, arrivare nel punto in cui la terra bacia il mare, prendere una barca e se ritrovo terra ancora sperare che sia Marte, mentre tu mi concedi un piccolo spazio tra il tuo collo e la tua spalla per poggiarci il naso e sentirmi un po' migliore. Vorrei sdraiarmi in un prato e bere del vino, parlarti ubriaca del mio gatto e ad un certo punto sentire l'imbarazzo del silenzio, fino a quando ti parlerò così tanto di me che sarà troppo tardi e son costretta a restar da te. Prendiamo da bere e camminiamo, poi magari ci fermiamo e ti do un bacio. Se vogliamo andare a casa ci andremo, mangeremo se avremo fame e ci accendiamo 1, 2, 3, tutte le sigarette che vuoi. Cercherò di farmi credere, anche se rimarrai della tua idea. E ti farò sentire in estate, anche se siamo ancora a marzo e piove pure. Se vorrai il mio letto sarà pronto ad ospitarti e la mattina dopo per darti il buongiorno. Tanto io non lavorerò e tu sì, ma questo non mi importa. Mi sveglierò per farti sentire l'odore del caffè, darti un bacio in fronte e dirti che un altro giorno è iniziato. Ma tu non avere paura, piccola mia, perché nulla può farci del male, a parte la mancanza e la voglia di vedere insieme il mare.
hai i capelli dello stesso colore del sangue, dell'amore, della passione e delle rose dei rosari di Piazza Vittorio. Che poi si avvicinano a queste coppie improbabili, che mica sono coppie davvero. Sono lì a scambiarsi informazioni giusto per capire con chi finiranno a scopare in macchina un'ora dopo. Mica come noi, che dobbiamo prima prendere un treno, passare per l'Africa e la Cina, raggiungere un letto e fare all'amore. Ah, tra l'altro oggi ascoltavo quella canzone che non ti piace e pensavo proprio a te. Ora non cominciare a dire che quella non è musica, che è una porcheria commerciale. Mina, lo sai, piace anche a me. Quindi cerca di venirmi incontro e capire che dici un sacco di cose carine che a me femminuccia piacciono tanto. Tipo, ti amerò fino a 70 anni. E così sei tu quello che mi manda canzoni, mi manda poesie, mi lascia senza parole e mi mette in difficoltà. Proprio io che so sempre cosa dire. E per quanto voglio restar composta tu mi scomponi l'anima. E davanti a te perdo ogni capacità di risposta. Riesco ad imbarazzarmi se mi spogli, come se in questi anni non avessi mai fatto l'amore. Non ricordo di tutti i libri che ho letto e di tutte le canzoni che ho cantato. Quando parli o canti tu. Ma ora il letto è vuoto senza di te, lo riempio dei miei guai, per sentirmi meno solo, per sentirmi un po' più vivo, che quando mi svesto sento il tuo profumo e resto nudo davanti al tuo pensiero. Come sono nude queste mani, le mie dita senza i tuoi capelli in mezzo, io invece il cuore malato, la testa è un groviglio di pensieri e di capelli. Ma ti tengo lì, a gustarti in piccole dosi, come se avessi nel frigo la mia torta preferita ma non volessi mangiarla tutta d'un fiato, per assaporarla lentamente e prolungare il piacere nel tempo. Ma ora che in questa stanza risuonano le tue parole, ma quale affetto? Ho bisogno di un accendino per farti svanire come fumo, ma tenerti da sempre, per sempre, qui vicino. Grazie. Casa Caos qui al salotto, queste erano le vostre parole, le tue parole. Bello, quando il pubblico è così è proprio una cosa bella, vedi? E non si vede, tu non li devi no, solo infatti sentire. è strano, cioè è piacevole. Anzi. Allora, senti Gianni, io ho visto che nel CD tra gli altri ringraziamenti c'è un ringraziamento alla città di Torino. Sì. Alla nostra città. Alla città di Torino che ci ha adottato, perché noi non siamo di Torino. Ah, da dove? È da Fasano, in provincia di Brindisi, un paesino di 40.000 anime in Puglia. Ho dei parenti da quelle parti, come? Bene, presente. bene. Forse li conosciamo, non lo so. No. Può darsi. Sicuramente. Può darsi. Che appartengono. E sì, quindi siete capitati qui in questa, diciamo... Sì, da quasi 4 anni, diciamo, ci siamo fatti adottare dalla città di Torino che ci ha ispirato, quindi... Per questioni di donne, spero, no? Vabbè, no, magari, no, per questioni di studio, per questioni lavorative siamo un po' evasi, diciamo, dalla nostra terra, Croce e Delizia, quindi siamo venuti a Torino e... Che vi ha fatto questo effetto qua, diciamo? Sì, nel senso, anzi, ci ha ispirato moltissimo.
moltissimo e ci ha dato molte possibilità. Bene, quindi bene. ce l'abbiamo particolarmente a cuore. Come dire, questa cosa non può che farci piacere, quindi credo che sia un po' un album, come dire, un po' con un Gianduiotto nel cuore, nel senso che un po' tutte le canzoni hanno questo tipo di hanno luce. riferimenti soprattutto anche alla nostra città e alla città di Torino. Anche la prossima, quindi? La prossima è Suzanne, che appunto è un racconto di un sogno, diciamo così. Suzanne è questa ragazza di un sogno, quindi abbiamo cercato di Susanna, sì, Susanna, anche Susanna. quella dei formaggini, se non Sì, sbaglio, visto anche che- quella di Adriano Celentano, Susanna. Cioè, Con è la vero, con la Z come quella di Cohen. come E anche quella di Susanna, Nonaccorda. insomma, ce n'è- è già un Un nome po' di riferimento. evocativo. Con tutto il rispetto. Questa però è la vostra particolare. Questa è la nostra Susanna. Susanna. E parla di un sogno. Signore e signori, un attimo d'attenzione perché sono loro, Casa Caos qui al Salotto. Oh Susanna, dormivo quella domenica pomeriggio. Oh Susanna, che bello dormire il pomeriggio, specialmente se di domenica. Perché sai Susanna, secondo me la domenica dovrebbe annullarsi tutto. Torino è così silenziosa la domenica, Susanna. Sembrano addormentarsi anche i clacson frettolosi per strada. Si dice che la domenica si sia riposato anche il Signore, Susanna. E se noi siamo davvero creati a sua immagine e somiglianza, perché mai non dovremmo riposarci? Oh Susanna, quando ti ho sognato avevi il cuore in gola e delle scarpe nuove. Dall'altra parte invece una coperta fino al collo e i piedi senza calze. Com'è fredda Torino il 13 di novembre, Susanna. Oh Susanna, oltre gli occhi chiusi eri in montagna. Il tuo nome alla francese nulla c'entrava con la tua lingua iberica. Oh Susanna, avevi i capelli dorati e il nero intorno agli occhi. Ti colpì la mia lingua spagnola e quel modo di pormi. Riesco a vederti anche da sotto le palpebre, sento il tuo bacio mentre la mano si muove, affondando nelle tue labbra, Susanna. Per te che vivi qui non so, ma là fuori c'è un altro mondo, Susanna, fatto di avvoltoi, di un'altra vita, un'altra donna. Oh Susanna, oh Susanna, oh Susanna, Susanna, non dimenticherò mai quel tuo coinquilino. Era brutto e pazzo e diceva che avevo rubato i suoi soldi. Ma ora devo scappare, Susanna.
Ho paura, Susan. Salgo in sella, Susan. Lui mi rincorre, e tu dove sei? Il sonno mi sta abbandonando, Susan. Vedo allontanarti, ma chi è quello lì, Susan? E alla fine anche tu sei scappata a Malibu con quel grossista di bijou. Ed io ora sono sveglio, Susan, davanti ad una tazza di caffè, guardo il vuoto, niente più. Susanna. Susanna mon amour. Grazie. Casa Caos, grazie. Con questa citazione di Celentano sul finale è chiaro che voi mi avete conquistato, è chiaro che se mi fate Celentano sul finale io poi divento matto. Allora io, se posso, Renato, perché a casa di sicuro non l'hanno visto, forse le prime file lo stanno vedendo, però posso dire che tu sei un chitarrista che suona anche coi piedi e non è una cosa, non è un'offesa, cioè, no, è vero o non è vero, perché sei scalzo tu adesso. Sì, sì. No, io pensavo fosse molto più facile suonare qui, cioè al salotto di Manuel. Sai, invece è una brutta storia, lo so. No, la questione dei piedi non è figaggine. Cioè, tipo... No, diciamo che tu stai suonando scalzo, Sì. lo dico per le ultime file che ci sei da casa. Ma c'è un motivo semplice. C'è un motivo che io ho inteso, che tu coi piedi comunque nel frattempo stai trafficando. Sì, no, in realtà mi serve per avere più, no, per maneggiare, piedeggiare meglio le... Piedeggiare, perché le muovi pedane. Poi il motivo reale è perché quando abbiamo iniziato a provare eravamo a casa mia, eravamo scalzi e Sì. mi sentivo a mio agio. Quindi... Certo, e quindi vuoi riprodurre un po' la Esatto, situazione beh, Casa come accade. Caos. Hai ragione, io figurati. Anzi, come dire, l'ho sottolineata questa cosa qua. No, perché però mi è c'è sembrata- visto giusto. Però insomma, volevo anche accennare al fatto che come chitarrista riesci anche a usare i piedi in una maniera diciamo Suona di così. tutto, suona di tutto. Esatto, tanto tu sei lì che lui fa e tu intanto continui Io diciamo, vado. il tuo percorso. Va bene, allora abbiamo diciamo, avuto modo di conoscere questa vostra Susanna multifacce, adesso chi incontriamo? Ora andiamo in via Pellice, che è una via di Torino, tra Via l'altro. Pellice. Sì, via Pellice. Tu ricordi dove via Pellice? Non ce lo ricordiamo. assolutamente idea Io dove via sia, Silvio però. Pellico, sì, via Pellice. No, via adesso- Pellice, Poi via andiamo a Pellice. cercare. Proprio Sì, via Pellice. Ora capirete cosa c'è in via Pellice. Va bene, adesso andiamo a scoprire cosa Sì, c'è. ora. In È via- diciamo la traccia elettronica del disco. Ah, questa è è la traccia elettronica del Quindi disco. siamo per pronti eccellenza. col Unz Unz. Signori, ancora un po' di attenzione perché Casa Caos ci porta in via Pellice. Via Pellice. Avrei voluto innamorarmi di una puttana quella notte, ma chissà perché fu lei che si innamorò di me. Scorreva quel viale dal nome che non mi ricordo. Sguardo fisso e sicuro ora mi porto, la pioggia fine mi accarezza il volto. Niente auto, niente anime, niente di niente in questa notte dei feri spenti, se non un neon di cifre allettanti in cui si riflette il mio viso. Faccio caso ad ogni sguardo, ad ogni gluteo per la strada, mentre con le mani in tasca mi ripeto che comunque vada ogni cosa avrà il suo tempo, anche se ora cammino a stento. Arrivo su quell'atrio e mi apre una donna che di sicuro avrei notato. Seno nero, viso bianco, cuore rosso. I suoi colori si intrecciano e illuminano il buio di questo posto. Energia positiva in questa strana notte. Nera criniera su poesie distorte. Corpi stesi, carte per terra. Ora è meglio se vai via da questa casa. Ma passa a trovarmi. Un altro giorno, un'altra notte, un'altra ora. Ma dammi il tempo di dimenticarti.
Lei non volle nulla in cambio se non l'illusione di quello che c'è stato. E io gliela lasciai, proprio lì sul comodino, con sopra un biglietto di fianco al camino. La vita è stata una bella avventura, sai, un'avventura di quelle che non si sa mai. Un'avventura imprevedibile, strana, come questa notte in cui mi sono innamorato di una puttana come te. Grazie. Casa Caos, adesso abbiamo capito, siete stati chiari. Casa Caos qui al salotto. Allora, io però volevo anche accennare al fatto che comunque è vero che avete cominciato questa cosa nella vostra cameretta, però nel disco poi compaiono molti musicisti. Sì, no, Quest'anno. anzi, assolutamente. Li vogliamo citare alcuni? Come no? Sono stati dei ragazzi che ci hanno accompagnato in questa avventura. Un po' come quando fai una festa in casa, no? E inviti, diciamo, Se tutti. fossimo stati solo noi due. Cioè. Quindi tutti, diciamo, musicisti qua dell'area torinese, per questi Ciucchetti. Che Andrea Ciucchetti, Michelangelo al basso, Joe alla chitarra, Igor Iarrobino e Alessandro Ferretto al sax e Rossana ai cori, Rossana De Pace. Rossana ai cori e Beppe Conti alla grafica, perché ha fatto un gran bel lavoro, anzi lo ringraziamo perché Ciao, è stato veramente... Noi diciamo prima convito. Bravi. Allora, con quale brano, diciamo, volete salutarci questa sera? Avete finito il set? No, facciamo un ultimo brano. Dobbiamo fare un clap. Noi qua figurati, qua c'è. Noi non l'avevamo preparato ed è vero, quindi abbiamo bisogno di voi per coprire quello che non riusciamo a fare. Noi siamo pronti, Proviamo. non vediamo l'ora di fare una cosa un po' interattiva, guarda, con questo pubblico. Il prossimo brano è Ogni volta. Ogni volta. Che nel disco è, diciamo, un featuring con gli H.O.H., che sono appunto il gruppo che ci ha arrangiato questo pezzo. L'abbiamo affidato interamente a loro, il mio testo e le idee musicali di Renato. Allora, in questo caso però dobbiamo farla insieme praticamente. Sì, ora lo proponiamo, diciamo, a modo nostro, diciamo così. Con le mani, perché non abbiamo la ritma. E quello deve farlo Gianni che sta sul palco. Va bene così? Sì, se riuscite a tenere fino alla fine mi fate. Adoro quando mi urli contro, quando mi fai il dito medio, quando mi dici che sono una frana e con me non c'è rimedio. Quando fumi, quando cerchi di picchiarmi e sei tu a farti male, quando ti commuovi e fai di tutto per non far cadere le lacrime, tanto meglio se non ci riesci. No dai, non sono un masochista, o forse un po' sì, sono masochista della tua bellezza, perché mi salvi la vita ogni volta che lo fai. Mi salvi la vita ogni volta che desideri un bacio, ogni volta che mi sfiori, che mi abbracci, ogni volta che ti muovi, ogni volta che sfiniti su un letto caldo d'amore ti giri dall'altro lato. Ogni volta che mentre camminiamo ci scontriamo. In via Roma, in via Massena, in via Cuneo, a Porta Nuova e in Corso Vittorio. Sì, perché tutte le strade portano a casa. Tutte le strade portano a te. Fantastici. Ma come? Sono tante le cose che ogni volta ti salvano la vita, mi dici. Eh sì, sono troppe le cose che mi salvano la vita, ti dico. Perché è come morire ogni volta che non lo fai, ti ribadisco. Perché sei come un gol al 90° in una finale dei mondiali, giocata in inferiorità numerica dopo una partita estenuante. Uffa che palle, sempre con questi paragoni al calcio, sei il solito italiano medio. Me l'avresti sicuramente detto, magari lo penserai. Ma ti chiedo scusa, non volevo annoiarti. Era per rendere l'idea. Era per rendere l'idea dell'inesauribile, inimitabile, incondizionato, magari inopportuno e inappropriato piacere che ogni volta tu provochi a me.
Grazie. Guarda che- Questo è proprio il programma eccezionale. Questo è proprio da San Valentino. No, diciamo. bravi. Invece ci vuole anche un ce li pubblico portiamo tutti con veramente bello, bene. Casa Caos qui a Salotto, questo Grazie, finale grazie diciamo mille. acustico. Grazie di esserci Grazie a venuti voi per a aver trovare tenuto tante belle grazie cose. mille. Adesso noi un breve cambio palco che